Vicepresidente Bolzanello, quest'oggi convegno della CGIL dove si è parlato fondamentalmente di lavoro. Lei, tracciando quello che è stato il percorso di rilancio impresa, ha messo dei numeri sul piatto anche sotto il profilo del lavoro. Quali sono questi numeri? Sono dei micronumeri ancora, nel senso che le prossime settimane andremo a chiudere la clausola valutativa del primo periodo dell'applicazione di rilancio impresa dei primi 3 anni. Possiamo comunque già dire oggi che a fronte di 80 milioni collocati nelle linee in questo momento, nei bandi che sono stati chiusi e delle graduatorie che sono state effettuate, ci sono stati 1700, circa 1700 progetti fra innovazione, ricerca eccetera, che hanno prodotto un volume di investimenti di oltre 250 milioni di euro, quindi come vedete 80 milioni, un moltiplicatore di 1 a 3 molto significativo, e in questi progetti è stato dichiarato dalle imprese che hanno partecipato che ci saranno 1100 posti di lavoro in più, e infatti una parte di questi si vede sono iniziati ad entrare nel sistema, tanto che oggi il Friuli Venezia Giulia ha visto nuovamente salire a oltre 500.000 gli occupati dopo che era sceso sotto questa soglia nel 2012. Dal 2012 era scesa ed era arrivata attorno ai 495.000. Oggi siamo sopra i 500.000 grazie a tutto questo. C'è l'aspetto legato alla logistica sul quale si è soffermato e che è diventato uno dei nodi cruciali per lo sviluppo del Friuli Venezia Giulia. Friuli Venezia Giulia come piattaforma logistica a supporto dell'impresa è uno dei temi che su cui da anni si ragiona e che in questo momento per quanto mi riguarda è proprio uno degli snodi fondamentali. Una buona impresa si sviluppa se ha un buon sistema logistico, ed è evidente che a fronte della portualità, che finalmente diventa una portualità complessiva, Trieste, Monfalcone, Portonogaro, dietro c'è un sistema retroportuale altrettanto importante, e quindi gli interporti, Cervignano, la ZIU, la zona industriale di Udine, l'interporto di Pordenone, la nuova logistica che stiamo iniziando a finanziare per la zona di Tolmezzo, quindi per il COSILT, per il Consorzio della Montagna. Proprio in questi giorni in assestamento metteremo 1.400.000 euro per l'acquisto delle aree, poi per iniziare a ragionarci sopra. Quindi un sistema di logistica a supporto delle imprese nel momento in cui c'è questa necessità di accompagnarle dal mare poi a tutto il retroporto.